Assessore Roberti, oggi con un corteo che si è concluso in Piazza Unità è stata ribadita con forza la fratellanza, la pace e l'amicizia tra Italia e Austria. Sì, oggi c'è stata questa manifestazione bellissima e toccante che ha visto la partecipazione anche massiccia da parte dei cittadini triestini che si sono goduti anche lo spettacolo in termini scenici proprio di questo corteo, con la banda imperiale austriaca ad aprire, la banda Refolo triestina a chiudere il corteo con le rispettive musiche, gli rispettivi inni. Ma è una manifestazione altamente simbolica per l'anno in cui si svolge, quindi per il 100° anniversario della fine della Grande Guerra, per il luogo in cui si svolge. Trieste, una città tanto complessa e con una storia tanto travagliata che è stato un po' il simbolo della Prima Guerra Mondiale, che ha visto purtroppo fratelli combattere da un lato all'altro della barricata. L'Unione degli Istriani, presidente Massimiliano Lakota, ha avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questo 27° incontro italo-austriaco della pace che si è tenuto a Trieste. Ho voluto anche che il governo austriaco, con il quale ho ottimi rapporti, fosse presente con un ministro, e quindi questo ha fatto sì che ci fossero 2 ministri a questo incontro. Oggi con questa cerimonia in Piazza Unità c'è stato un finale degno, e un finale che ha dimostrato che si può fare tutti assieme una manifestazione in ricordo dei caduti. Dopo 100 anni io credo che sia il momento giusto per approfondire con questi incontri non tanto la storia, che è stata già chiarita da molto tempo, approfondire la conoscenza, che forse molto spesso è quella che crea qualche diffidenza ancora. Console, lei ha detto che la storia è una buona maestra, ma spesso non ci sono buoni allievi. È vero, e se durante tutta la storia, particolarmente nel secolo passato, si hanno ripetuto degli errori, soprattutto questi errori del nazionalismo che hanno prodotto delle ostilità e delle guerre, e siamo forse a un punto dove c'è, come hanno commentato, come osservabile al mondo generale, ma soprattutto anche in Europa, che sono nuovi nazionalismi emergenti, e questo costituisce una certa paura. Altezza, con quali sentimenti lei è oggi qui a Trieste in occasione di questa manifestazione? Ich bin natürlich immer gerne in Triest, muss man mal prinzipiell sagen. Es ist eine unglaublich schöne Stadt, die einen fantastischen internationalen Charakter hat. Io vengo molto spesso a Trieste, è una bella città e quindi mi trovo molto bene, e qui naturalmente in questa occasione era importante esserci per sottolineare il carattere della città e naturalmente la storia e quindi l'appartenenza culturale, anche perché la città appunto non è tanto importante dove noi ci troviamo, in che stato ci troviamo, ma lo spirito della Mitteleuropea, e questo è molto presente nella città di Trieste.